Il passaggio è diverso. Il Green Pass, così com'è, renderà l'economia ancora maggiormente in difficoltà, a meno che appunto non sia spiegato anche che una persona che è vaccinata certamente non trasmette, ma questa cosa non è nemmeno detta. Allora, io vorrei che si uscisse dagli scontri ideologici, dal furore, da tutti, nessuno, prima 60, poi 40 anni, e ci fosse un po' più di serietà da parte di tutti. Io credo invece che il comportamento sociale, appunto, le regole di distanziamento, il mantenimento anche nei luoghi di lavoro, quando non vi è la distanza della mascherina, credo che questo abbia molto protetto, tanto che le imprese, e lo sanno i presidenti delle varie associazioni di categoria, nelle imprese non ci sono stati focolai di contagio. Nel fare il punto sull'andamento dell'occupazione in Veneto, l'assessore Donazzan ribadisce la posizione di Lega e Fratelli d'Italia in merito al Green Pass, che creerebbe ulteriori danni all'economia, mentre la situazione occupazionale in Veneto sta migliorando. Da marzo sono schizzati le richieste di lavoro, i contratti di lavoro, è aumentata l'esportazione, quindi dati molto buoni, con però due questioni molto delicate. Uno è l'aumento delle materie prime, le nostre imprese fanno veramente fatica a far quadrare i conti, e dall'altra i lavoratori che dicono di non trovare. Allora noi cerchiamo di lavorare su questo. La parola d'ordine che mi sono data è accompagnamento, accompagnamento dei lavoratori per le competenze che hanno, non per l'età che hanno, e accompagnamento delle imprese che devono essere appunto invogliate a dirci di che cosa hanno bisogno in termini di competenze, e la Regione metterà quel pezzo in mezzo, cioè la formazione. I dati dicono molto anche sulle singole situazioni occupazionali e non. Perché quello che si comprende dalle liste della disponibilità dei centri per l'impiego è che chi sta fuori dal mercato del lavoro per più di 2 anni poi fa più fatica a rientrare. Allora, sapendo questo, avendo tutti questi dati per noi, a noi il compito di risolvere qualche problema, perché i sistemi oggi sono molto robusti, vuol dire che abbiamo una rete capillare, ma dall'altra parte continuiamo ad avere un problema, tante, troppe persone che cercano lavoro e non lo trovano.